Bene, sono a Pesaris e incomincia questa settimana stenopeica in questo bellissimo paese che per il resto della valle. Allora, per documentare questi giorni in Val Pesarina faccio anche vedere quello che ho preparato. Qui abbiamo un po' di carta 13-18 per la fotografia stenopeica ed eventualmente ho anche una piccola minutera 9x13. Qui abbiamo la fotocamera che userò con questo cavalletto. Ho fatto un sostegno per il barattolo. Bene, incomincio la serie naturalmente con i nani in questa piccola piazzetta che c'è qua, e qua ho le vecchie foto fatte con la minutera un anno fa e 2 anni fa, e adesso faccio la prima prova di foto stenopeica. Potrebbe essere un coso del genere. Allora, ho calcolato sono 32 secondi e 30 secondi per l'esposizione. E adesso andiamo a fare questo primo sviluppo, perché così vedo un po' come va la macchina con questo sole. Allora, adesso prepariamo la camera oscura, facciamo il primo sviluppo. Ok, allora proviamo a spegnere tutto, dovrò avvicinarmi, proviamo a vedere come è venuto questo primo scatto, se ho messo la carta bene, perché l'ho messa un po' male, diciamo. È caduta la fotocamera, 2000 euro di danni. Intanto vediamo se l'ho messa dalla parte giusta. Sì, è dalla parte giusta. E poi proviamo a fare questo sviluppo. Vediamo se viene qualcosa. Ho fatto 32 secondi e in pieno sole qualcosa si comincia a vedere, forse così, da questa parte, sì, mi sembra bene 30 secondi. Bene, aspettiamo il solito minuto. Va bene, allora è passato un minuto, possiamo aprire un po'. E accendiamo anche qualche luce e vediamo com'è andata. Beh, però 30 secondi proprio giusti. Direi che potrebbero andare 30 secondi. Bene, una bella lavatina. Poi carichiamo intanto un'altra carta nella macchina. Poi torniamo a chiudere tutto. Un altro giretto. Vediamo se ho messo via tutto. Quello è chiuso, questo è chiuso. Sì. Uno ogni anno.
5, 6, 14, 15, 16. Ecco fatto, adesso abbiamo fatto anche questa e adesso andiamo a svilupparla. Bene, qui facciamo 3 minuti di esposizione. Questo è orologio ad acqua e turbina. Ecco qua mi dà 1 minuto e 30 di esposizione. Quella che ho fatto qua non ho un posto dove metterla, nel senso che un posto senza chiedere non va bene, perché se sono zone abbandonate ok, ma se no, allora siccome non so dove metterla, ho pensato, tanto salutiamo la gattina, ho pensato di metterla qui, ecco. Siamo a 2-3 km da Pesaris, a Osais. E abbiamo già fatto un paio di prove. Questa è con la carta gradazione fissa. E questa con la carta gradazione variabile. Sì, sono sovrapponibili, però quando faccio il positivo a me sembra che quella gradazione fissa venga meglio. Prato Carnico.
Pieria, 25 giugno.